È stata a mio avviso una riunione positiva, anche perché abbiamo definito innanzitutto di dare un incarico a un advisor per definire costi e benefici, pregi e difetti di SPA e di fondazione, quindi a breve giro di posta avremo la decisione, scioglieremo anche il dubbio e il quesito della formula giuridica, e dall'altro il definire sempre un profilo professionale ideale per poi dare in mano questo uomo macchina e scegliere la persona che andrà a governare tutta la partita delle Olimpiadi. Io peraltro ho anche suggerito che sia una persona, oltre ad essere di stand internazionale, che abbia visione industriale, che venga dal mondo dell'industria, che sia uomo di relazione, ma che comunque ci presenti anche un piano industriale delle Olimpiadi che vada anche oltre le Olimpiadi, visto e considerato che poi c'è la struttura da valorizzare, ed è bene che cominciamo anche a pensare a qualche candidatura post Olimpiadi con una visione un po' prospettica di qualità. Quali sono i tempi? Ma guardate, penso che nel giro di qualche settimana si definisce tutto, poi ovviamente sentirete anche i miei compagni di viaggio, però insomma la volontà di far veloci, di essere in linea con il cronoprogramma CIO e di dimostrare al CIO che questa Olimpiade diventerà un case history per il CIO. Prossima riunione? Ma la prossima riunione penso a breve. Io sono operativo anche ad agosto, per cui se vogliono fare anche il 16, il 15 io ci sono.